Benvenuti, bentrovati, è il nostro consueto appuntamento per quanto riguarda l'informazione, www.venetoglobe.com, la nostra web tv con il canale sportivo streamingsport.it, c'è anche il canale audio, il canale radio per quanto riguarda il web e allora web radio che si chiama VG Radio da non perdere. Per quanto concerne invece il digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente a Caffè TV 24, l'emittente che ci mette in onda ogni sera intorno alle 19:40 19:45 circa, poi in replica nella seconda parte di serata, l'ultima replica nella prima parte di mattinata. E vediamo subito le principali notizie di questo nostro giornale sportivo che chiaramente sarà un pochino più corto, sarà ridotto e senza l'ausilio di filmati e di interviste, visto che un po' il nostro lavoro risulta bloccato in questi giorni e in questa settimana. Coronavirus e attenzione massima, come dicevamo, nello sport. Porte chiuse per metà Serie A, il governo ha varato il decreto, pure Juventus-Inter è da giocarsi a stadio vuoto. In Serie B gare a porte aperte e gare a porte chiuse a secondo delle località. La Serie C invece si ferma per una settimana, vengono rinviate 35 partite, niente gare domani e anche nel weekend. La primavera, per quanto riguarda il campionato primavera appunto maschile e femminile, va in campo l'11 aprile. Negli altri sport, volley e basket in prima fila, campionati fermi. Alla Juve Agnelli sta pensando a Guardiola, perché non pensarci? Sarebbe un'eresia. Con Sarri si vuole però continuare un ciclo e aprire questo ciclo, continuare sulla falsariga con Sarri, quindi ci si guarda intorno, però si continuerà con Sarri, almeno così si mormora. Intanto Champions questa sera a Napoli, al San Paolo è arrivato Messi con il suo Barça e quindi sarà una gara molto interessante questa che avvicina ancora una volta Messi a Napoli. Altra gara di questa sera sarà Chelsea-Bayern ed è sicuramente una gara anche in questo caso da non perdere. Inforco gli occhiali per ricordarvi che c'è stato l'11° posto assoluto e l'8° di classe LMP2 per Giorgio Sernagiotto, il pilota impegnato domenica notte ad Austin nel Texas nel 5° appuntamento del mondiale Endurance. L'asolano ha corso il giro più veloce, tra l'altro battendo i compagni Roberto Lacorte ed Andrea Bellicchi, ma non ha potuto azzerare il gap che separa il telaio della loro Dallara P217 da quelli targati Orezza. Il mondiale aspetta ora un tempo del motorsport, cioè a Sebring, il 20 di marzo. Da un'auto all'altra, domani ripartono i test invernali della Formula 1 con la seconda 3 giorni sempre sul circuito di Montmelò in Spagna. Il Benetton per quanto riguarda la Pro 14, Benetton Rugby con 24 punti è penultimo in classifica, è andato ulteriormente a complicarsi la vita con l'ultima sconfitta di Cardiff. Sabato tra l'altro a Monigo si sarebbe dovuto giocare contro l'Ulster, ma per l'emergenza coronavirus la gara sarà rinviata, anche questa a data da destinarsi. Per quanto riguarda la pallavolo, adesso andiamo a ricordare un po' gli appuntamenti, anche se non ci saranno grandissime novità. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza la decisione era di giocare il 1° marzo, poteva essere una data positiva per quanto riguardava il coronavirus, ma il 1° marzo rientra nello stop, almeno fino al 1° marzo compreso, e quindi dovrebbe ospitare Cuneo, ma con molta probabilità la gara sarà rinviata. Rinviati quasi tutti i campionati regionali e provinciali, quindi si riprenderà dopo il 1° marzo, ci si augura. Intanto
è stato dato il permesso non solo alla pallavolo ma anche al basket e agli altri sport di fare allenamenti, perché la cosa era saltata fuori subito dopo la sospensione delle partite, perché tutti quanti chiedevano e gli allenamenti? Gli allenamenti si possono fare, c'è la possibilità di farli. Nel weekend la TVB De Longhi Treviso avrebbe dovuto giocare, avrebbe dovuto sostenere delle amichevoli, non si gioca da 2 settimane, dicono appunto alla TVB, e ora l'ordinanza vieterà sicuramente l'amichevole con Mantova e poi il match contro Trento, quindi soltanto allenamenti per i ragazzi di Menetti. Ritorniamo alla Serie B per quanto riguarda il calcio. Si è giocato Perugia-Empoli, che ha visto la vittoria dell'Empoli per 1-0, e venerdì si ritorna in campo con Entella-Crotone. Sabato invece Cittadella affronterà la Cremonese, l'Empoli ospiterà il Pordenone di Tesser, Venezia in casa contro il Cosenza di Beppi Pillon, scontro veneziano-trevigiano, e poi Chievo-Livorno per il Chievo, lanciatissimo in questo bel campionato. Per quanto riguarda la Serie C c'è il Vicenza al comando a 58 punti, come avete sentito 35 le gare che saranno sospese e rinviate a data da destinarsi. Anche la Serie D segue questo livello, sempre naturalmente poi con le possibilità di giocare o eventualmente a porte chiuse oppure slittare ulteriormente. Quindi Campodarsego con 54 punti in testa alla Serie D attende quindi di sapere se potrà giocare o riposerà forzatamente. Idem nei campionati di eccellenza, di promozione e poi tutti sotto prima, seconda e terza categoria, oltre naturalmente ai campionati giovanili che sono bloccati, che sono fermi in ogni caso. Per chiudere, il Ponzano nel basket di Serie A2 femminile nel weekend ha battuto 79-71 il San Giorgio, vincendo una buona gara e andando a prendersi dei punti importanti per la posizione di classifica che comincia a farsi un pochino più rosea, mentre la Ruker non è andata a Lecco a giocare la gara di campionato, si è fermata prima perché lo stop è arrivato e adesso gli occhi sono puntati, avrebbero dovuto essere puntati sul match clou che avremmo dovuto seguire anche noi in grande stile al Palasystem di San Beniamino contro Bernareggio, un Bernareggio che ha perduto dall'Antenore Padova domenica, anzi sabato, perché poi il blocco è avvenuto domenica. Sabato c'è stata questa sconfitta, una partita dell'Antenore Padova condotta su buoni ritmi. Il Bernareggio è stato sorpreso, Bernareggio che tra l'altro era stata l'unica squadra ad aver sconfitto l'Antenore Padova nel campionato nel girone di andata, quindi c'era un po' di rivalsa da parte dei giocatori di Rubini, il tecnico padovano. Bernareggio quindi con questa sconfitta si avvicina ulteriormente alla situazione di classifica positiva della Ruker, che è lì, è pronta ad approfittarne, avrebbe dovuto giocare il 29, pensiamo giocherà più avanti, perché secondo me non vale la pena di giocare a porte chiuse in questo caso, anche per il fatto che Marco Mian potrà recuperare così dei giocatori leggermente infortunati. Però poi ci sarà la Coppa Italia di mezzo, quindi l'obiettivo sarà duplice, ma sicuramente prima ci sarà la Coppa Italia. Abbiamo concluso questa nostra edizione ridotta dell'informazione sportiva, ci risentiamo domani, sempre naturalmente, a questo caso con le notizie che arriveranno, che troveremo e che vi daremo nel corso appunto delle nostre edizioni. Buona giornata a tutti!